No, diciamo che il secondo tempo, visto che stavamo in vantaggio, abbiamo aspettato per fare qualche ripartenza e in effetti abbiamo fatto il secondo gol. Poi, secondo me, i due gol presi in un minuto, in 2 minuti, ci hanno un po' tagliato le gambe. E quello lì penso che è stato il punto della partita. Perché se magari andavamo sul 2-1 non avrebbero fatto subito il secondo gol, penso che la partita la potevamo portare in porto benissimo. Sì, 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 vabbè, abbiamo incontrato una grande squadra con grandi giocatori, però noi non abbiamo assolutamente demeritato perché penso che il risultato sia un po' bugiardo, dai. A noi dimensioni è partita per partita e vedere dove si arriva a fine campionato. Ehm, io, ecco, questa è la sesta partita che sto qui e quindi è la prima sconfitta, quindi bisogna reagire su questa sconfitta.